Cosa ti ricordi di me? Tutto. Fin dall'inizio? Fin dall'inizio. E la prima volta? Me la ricordo. E tu? Molto prima. La prima immagine è uno sguardo leggero sulla schiena. Dimmi la tua. Qual è la prima immagine che hai di me? La prima immagine. La prima immagine che ho di te non ha né occhi né bocca. Un soffio di inquietudine che attraversa la città. Signora? Un momento! Si sbrighi, signora! Sta crollando tutto! Ma cosa le viene in mente di svegliare la gente a quest'ora di Dove notte? si accende l'allarme? C'è quello dell'ascensore, ma... Ma l'ho sentito o no il terremoto? Ma che sta dicendo? Non sarà mica sonnambulo pure lei? Guardi che non sono pazzo, stavo dormendo e mi sono crollati i libri addosso. E la lampada, e tutta la parete che tremava. Qual è la parete interna, quella che trema? Sì, quella del salone. È Linda. Linda, la sua vicina. Quella è il terremoto, lo fa tutte le notti, è il suo mestiere. Ma sono le 5 del mattino. E allora? È una che lavora molto. Allora sono 220 a settimana, però mi devi fare mezza giornata il sabato e mezza anche la domenica. Per le ferie ne parliamo tra un anno. Gira qui a sinistra, poggia il giaccone là su. Dai, non ti preoccupare. Ma senti, io non voglio sapere niente di quello che si dice sul tuo conto. Frega niente. Non tu fammi una sola cazzata. Metti il cappello. E io ti butto fuori a calci in culo. Questo? Vorrei un dolce al pistacchio. Bene ragazzo, dai, puoi andare. Ci vediamo lunedì mattina, alle 5:30 in punto. Puntuale perché c'è da infornare. Buon fine settimana. Che a lei? L'ultimo libero. Io sono curioso di vedere chi saranno gli altri due. Guardate che spettacolo. Sono già qui! Ci prenderanno! Filiamo! Non così in fretta, cocco bello! Tu hai preso quelle perle! Tirale fuori! Sì, ho sognato che mi tiravano dietro una scarpa col tacco.
E io però avevo in mano un cagnolino finto. Il cagnolino finto è partito da solo, non l'ho più trovato. Era una ciabatta e una scarpa. Comunque fortuna, Era nuova? Telefonate subito, perché solo per oggi il set di coltelli del valore commerciale di 230 euro, un coltello per sminuzzare. Con la sua ampia lama è indispensabile per sminuzzare aglio, cipolla, basilico e prezzemolo e all'occorrenza togliere il trito. Ed ancora Cosa fai? Pasticcere. Beh, almeno non sei sordomuto, è già qualcosa. E ora devo andare. Ciao. Ciao. La Chantilly, crema Chantilly, ha dei segreti. È un po' come una donna, ma una signora di classe, dapprima un po' fredda, senti? Problema di temperatura e poi di movimento, lo vedi? Non deve essere un movimento veloce, nemmeno un movimento troppo lento. E sempre dal basso verso l'alto, altrimenti si smonta. Ma che? Non avrei mica messo colla di pesce. Dammi un po'. Ma non si fa con la colla di pesce, le Chantilly. Quanta ce ne hai messa? Una foglia. No, però non è male, non è male. Panna? Ancora? Vediamo. È stata dura in carcere, È finita. Guarda. Tu devi essere il nuovo inquilino. Il pasticcere, vero? Sì. Tu sei Linda, no? Senti. Sai, non è per niente, però se potessi fare meno rumore, perché mi sveglio molto presto. Scusami, ma non è che sia sempre così. Cioè, di solito no. Comunque se ti va di fare 4 chiacchiere. Non mi sembri neanche tu un tipo tranquillo. No, cioè sì. Cioè non in quel senso, no. È vero che ne ho conosciuto molto all'estero. Potresti farmi conoscere i tuoi amici? Non conosco più nessuno, manco da molto. Ah sì? E dove sei stato a far danno? Ho fatto danno dappertutto. Potresti almeno portarmi un dolce?
Da dove vieni? Da molti posti. E questo accento da quale posto viene? Mia madre si ammalò quando avevo 8 anni. Così ho trascorso 5 anni dai miei zii, a Marsiglia. Marsiglia? E prima di venire qui da noi cosa hai fatto? Ho letto. Molto. Scommetto libri di cucina. Anche. Così sei la figlia del capo? Sì, sono la figlia del capo. Questo mi dà diritto ad un invito a cena. Possiamo fare anche questa sera. Veramente mi sono appena trasferito. Facciamo un'altra volta, D'accordo. Però ci conto. E lo stronzo? Com'è finito? Lesioni gravi e permanenti. Senti, io te l'ho chiesto così comunque, perché tu lo sai come sono fatto, no? Conoscevo tuo padre, che era un grande lavoratore, poi tua madre, che ha tanto sofferto per quella malattia. Per me comunque quello che conta è che tu non mi metta la colla di pesce nello chantilly. E poi dopo, sai, si dicono tante cose in giro, tutto falso, no? Sì, sì, tutto falso. Questo si chiama scirocco. È una base di pan di Spagna imbevuta di liquori segretissimi e con una copertura di crema al miele. L'hai inventato tu? Certo, signora. Mi sembra strano. Oh no. E quali sarebbero questi ingredienti segretissimi? Lo assaggi, signora. Poi mi saprà dire. Grazie. Con la signora finisco io. Di là ci sono le crostate da sfornare. Allora, questa cena? Scusami, non riesco a concentrarmi quando c'è qualcosa al forno. Ah no, non mi dire che anche stasera hai sentito rumore. No, no. È una visita di piacere. No, guarda, stasera non lavoro. No, ma non intendevo. Cioè, ho della buona musica, quindi se magari ti va di fare 2 chiacchiere. No, guarda, stasera sono impegnata. Comunque, se vuoi bussarmi, io sono... Sono sveglio.
prima immagine che ho di te fu molto prima. Uno sguardo sulla schiena. 2 colori in fuga, bianco ed rosso. Il mio e il tuo colore. Da troppo tempo ormai è il solito tram tram, la stessa strada 4 volte al giorno senza te. Lei è la nipote? Sì. Venga. Senta. Studia medicina, non è vero? Studiavo. Se non ho capito male l'accento, viene dal mio paese. Mi scusi se la importuno, signorina. Può farmi un favore? Può dirle ritorno. Ritorno? Sì. Ritorno. Tutto qua? Sì. Sicuro che non deve dirmi altro? È tutto. La ringrazio infinitamente. Lavori io, Todoscia? Zia, non dovresti alzarti a quest'ora. Ti ho preparato un po' di colazione, no? Grazie. Dovrei essere io a prendermi cura di te. Finché non troverai lavoro di giorno, preparo io la colazione. E poi non ti credere, mica sto così male, eh? Sai che cosa ho bisogno io? Un pochino del tuo entusiasmo. Sei dolcissima, zia. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Allora abbiamo fatto un po' di amicizia giù in città? No, non è così facile quando si viene da fuori. Lo so. Poi quando si lavora di notte. Però quando studiavi qui c'avevi tanti amici? Sì, ma ormai lavorano tutti fuori. Questo sì, è vero. Comunque le mie colleghe sembrano simpatiche. Sai, quello mi fa piacere. Tesoro, quando ti farai vedere di giorno, gli uomini ti rincorreranno. Sì, io non voglio essere rincorsa dagli uomini. Ah, dimenticavo. Il Signore ritorna. Cosa? Ho incontrato qui fuori il tuo vicino e mi ha detto di dirti ritorno. Sì, sì. Adesso è il 37 verticale. Sai, le avevo chiesto 2 giorni fa, ma mi ero completamente scordata. Poi l'avvocato è così intelligente. Ritorna. Zoe, dai, vieni fuori. Ehi. E dove sei? Catti, dai, vieni a fare la colazione. Beh, non hai fame? Allora, sei contenta di essere di nuovo a casa? Ti piace la zia? Buongiorno.
Prego. Vorrei una torta alla panna. Alla panna. Va bene il cioccolato? No, il cioccolato no, lo detesto il cioccolato. Se no... Questa qui cosa c'è? Qui... Hai mirtilli? Sì, va bene quello. Va bene. Allora gliele incarto. No, lascia. Prego. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. Quant'è? 13,50. Grazie. Ecco lei. Arrivederci. E la torta? Grazie, arrivederci. Arrivederci. Io gli ho detto che avevo fretta e che non ero il tipo da stare da sola con un uomo in un ascensore. Brava! Bene. Si è perso una grande occasione. Certo. Comunque, anch'io lavoro qua da poco. Pensa che ho sempre abitato in quel palazzo lì. È vero. Tu non sei di qui? No, però ho una vecchia zia in città. Da lei venivamo in vacanza d'estate. Ora è conciata un po' male, così sono a Trieste. Poi non è un bel vivere dalle mie parti. Capirai, grazie. Se è peggio di qua, è proprio un bel casino. Mio marito fa il commesso della videoteca dietro quell'angolo, aia. E poi sai, anche se mia madre mi aiuta con 3 bambini, questo lavoro è una manna. 3 figli? Scusa, ma quanti anni hai? 27. E dai, 28 tra poco. C'è Mirko, il più piccolo, che quando mi vede uscire così in uniforme ride come un matto. E tu ce l'hai il moroso? Vuoi che ti facciamo conoscere il capo? Finiscila. Ah, ho capito. C'è una bastonata da smaltire. È così? Lo smetti, pettegola, e spegni quella cicca, forza. Dai, che se non mettiamo a posto tutto ce le danno a noi le bastonate, forza. E lui è delle tue parti? Allora, hai capito che non vuole rogne, basta. Ragazze, che programmi avete per domenica? Perché cos'è, la festa delle pulitrici notturne? Molto di più, cara. Mio marito va con i bambini dalla nonna e io tutta la giornata libera. Vedremo. Buongiorno, signorina. Mi cercava? Sì, volevo chiederle in prestito la bicicletta. Madonna, che bello. Bellissimo. Vedi là? Quella spiaggia là? Noi quando eravamo piccoli scendevamo giù dal bosco e andavamo sempre lì a fare il bagno. Carina. Ma quella? Sì, quella dopo quella vaschetta, quella là, dopo le barche. Bellissimo, ci sono stata 1000 volte. Allora la signora entra nel sexy shop e domanda: senta, vorrei un vibratore. Il commesso fa: prego signora, come lo vuole? Dice: ma non so, veramente mi dica lei. Beh, sono di diverso tipo, guardi lì sul scaffale ci sono quelli di ogni colore, cambia anche la misura, scelga lei quello che desidera. Allora la signora si mette lì, guarda un po', e poi fa: senta commesso, venga, ho scelto, vorrei quello rosso. Rosso? Ma non ne abbiamo di rossi. Ma come no? Dico, quello lì in fondo alla fila, quello lì nell'angolo. Ma signora, fa il commesso un po' imbarazzato, ma non posso venderle l'estintore. Che scema.
È spintore, tieni. La seconda immagine che ho di te è luce nel mare. Luce inseguita con l'aria in gola, senza inghiottire, senza sputare. Sì, zia. Ma cos'è questa fretta? È successo qualche cosa? No, zia. Sei in ritardo per lavoro? Sì, zia. Prego. Senti, scusa, mi dai 2 violini notturni? Cosa c'è in quel biglietto? Non sono bignè, signora. Sono sogni di quiete. Mi piace il rum? Le piace, ma non sarebbe ora di darmi del tu? Sì. Fai tu, io devo andare. Ok, ciao. Ti sembra un po' presto per andare via in anticipo. Domani arrivo mezz'ora prima. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Vorrei una torta alla panna. Le va bene anche al cioccolato? No, no, al cioccolato no, lo detesto. Se no... Questa qui cosa c'è? Questa? Mirtilli? Come? Mirtilli? Sì, sì, va bene, quella, sì. Gliela incarto. Lascia, faccio io. Arrivederci. Prego. Arrivederci. Buongiorno. Quant'è? 13,50. Grazie. Il resto è una torta. Grazie, arrivederci. Arrivederci. C'era una torta di mirtilli qui. L'ho appena venduta. Era per me, cazzo. Mi dispiace. Vabbè, fa niente, dai, incartami questo cioccolato, dai. Lo pago domani. Allora, che cosa ho? Proprio niente, zia. Ma sei sicura? Questo affanno? Ricordati che mi mancano solo un paio di esami. Devi solo fidarti di me e continuare a prendere le tue pillole, no? Va bene. Un bel suono il tuo respiro, zia. Mi piace. A me mi è sempre piaciuto il tuo accento, tesoro mio. Mi fa ricordare che l'aria si prende in prestito. Io voglio dirti che sono così felice che tu sei qui con me. Anche se penso che dovresti riprendere i tuoi studi. Forse ti aiuterebbe a dimenticare. Perché mi chiedi sempre di dimenticare, zia? Io non ho nulla da dimenticare. Scusa, non ti volevo scocciare. Soltanto, ecco, volevo dirti che sono veramente felice che sei qua. Ecco, questo è l'importante. Scusami. A volte ho l'impressione che tu stia cercandomi un uomo. No,
per carità, è soltanto che siamo ancora giovani, no? Sì. Allora? Beh, anche l'avvocato è ancora giovane. L'avvocato? Come ti viene a mente l'avvocato? Ragazze, vi ringrazio infinitamente. Davvero, non me la sento di lasciarla sola questa sera. Non la vedo affatto bene. Ok. Comunque, alla prima occasione vi restituisco il favore, eh? Va bene, a domani, ciao. Sai che è bellissimo, eh? Sì? Sì. Auguri! Ma basta? Sì. E tu così bella? Dai, anche tu un pochino, non te lo metti mai. Non te lo metti così? Va bene, te lo regalo, eh? Allora, magari una volta. Ti piace sì di più, ciò che non mi piaci tu. Non toccarmi, sai. Grazie, agente. Lei è molto gentile. Mi crede, abbiamo veramente bisogno di questo lavoro. Se lo sapesse il capo... Era il compleanno della collega, no? Si stava festeggiando. Grazie. Ma chi è quello? Ragazze? Ragazze, venite un momento a vedere, venite. Chi è quello lì? Chi è? È un tuo amico, lo conosci? Io? La seconda immagine che ho di te all'odore del pericolo e nient'altro.
stanchissima, amore mio, Se almeno avessi un'eredità a lasciarti. Ma cosa dici, zia? Sei ancora giovane. Posso chiederti un favore, amore? Ma certo. Dobro jutro. Buongiorno. Ninfa inseguita dal dio Pan 7 lettere. La quinta è una N. Senti un po' tu, lo sai che ci stai sputtanando in tutto il quartiere con le tue invenzioni? La gente qui vuole dolci normali, hai capito? Sì, ve l'ha detto la gente. Bravo, continua così, tanto mio padre l'ha capito, sai che sei un poco di buono. E che te la fai con i suoi operai, l'ha capito tuo padre? Vi state facendo una posizione in città, magari non sarebbe contento. Che sta. Allora? Me lo vuoi dire cos'è questo favore speciale che mi devi chiedere? Ma è una cosa da niente, te l'ho detto. Guarda che se vuoi quelle cose con la frusta. Beh, hai sbagliato di grosso. Ma quale frusta? Se non me lo dici subito non salgo. T'avevo chiesto di dire delle porcherie, però... Oh, porca troia, mi sono dimenticata. Dai, ricominciamo. Una disgiuntiva eufonica. 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 Prego. Oh no, niente. Cos'è? E per lei è un gioco. Volevo ringraziarla per la bicicletta. E poi sul calendario della zia era segnato questo giorno. Così è venuto fuori che è il suo compleanno, no? Per me? Ma non doveva. È un gioco di parole. Come quelli che fa lei e mia zia. Solo che qui ci si mette intorno a un tavolo. Allora ne studierò attentamente le regole E poi le insegnerei a mia zia, spero. Sì, sì, certo. Grazie. Che cazzo vuol dire? Che cazzo vuol dire? Ti ho trattato troppo bene. È questo che mi merito. Ieri ci hai lasciato nella merda. Oggi che è sabato e bisognava preparare le torte, le crostate e i volevan. Lo sai quanta gente se n'è andata? Lo sai? E che cosa mi hai messo nel preparato della zuppa inglese? Granelletto di mandorla. E che cazzo sono questi nomi da profumeria sui miei dolci? Questi sono i miei dolci! Va bene? È questo che volevi arrivare, Senti, avanzo di galera. Guarda che se non ero io, che ti facevo uscire dai cessi, eri ancora a scrostare la merda alla stazione. E adesso cosa vuoi fare? Vuoi portarmi via tutto il negozio? Vuoi tornare qui con la pistola? Ma certo, ce l'avrai già la pistola. Uno come te. Avanti, fammi vedere, pezzo di merda. Tirala fuori la pistola.
Non può fumare qui. Ho detto non può fumare qui. Ma l'hai capito che non puoi fumare? Cazzo vuoi, pezzo di merda? Chiamala avanti, vado di là! Io non ho mai avuto una pistola. Rompe il suono il tuo respiro, zia. Se almeno avessi un'eredità a lasciarti. Siamo ancora giovani, no? Beh, anche l'avvocato è ancora giovane. Come ti viene a mente l'avvocato? Sì? Mi scusi se la disturbo. Volevo ringraziarla. Mia zia era molto contenta quel giorno che ha terminato il cruciverba. Anch'io, signorina. Mi scusi, ma lei non sta bene? Vuole che la visiti? Sono un medico. Cioè, quasi. No, non ce n'è bisogno. Faccio un bel respiro. Tornerà a casa, signorina? Non ha paura? Più o meno. E lei? Non ha nostalgia? Non dica sciocchezze. Sa quella sera in cui le regalai lo scarabeo? Mi rimasi un po' male della sua reazione. Ma poi mi sono ricordata che quando da bambina venivo al mare a Trieste con la mia famiglia, non facevamo che ricevere regali. Ci misi un po' ad abituarmici, perché in realtà non avevamo bisogno di nulla. Lei ha una bellissima schiena. Però non mi piace affatto il suo affanno, dovrebbe farsi controllare da uno specialista. Ne conosce qualcuno? Dov'è il mio cuore, signorina? Come, scusi? Lei è un medico, no? Saprà bene dove è situato un organo. Io non capisco. Quando siamo bambini ci dicono il cuore è a destra, il cuore è a sinistra, lì da qualche parte nel torace. Eppure io credo che ogni uomo e ogni donna abbiano un cuore di grandezza diversa, forma e posizione diverse. Mi sbaglio? Mi dica com'è fatto il mio cuore. Allora, Esattamente qui. me lo disegni. La prego. Perché non lo dimentichi?
Non ho più motivi per restare qui. La zia era la persona più cara che avevo. E ora potrò portarmela via per sempre e dovunque. E dove andrai? A Parigi. C'è mia sorella e qualche amico. Potrei ricominciare lì. Finirai gli studi e se tornerai noi verremo a farci visitare da te. Siete molto cari. Non vi dimenticherò. Da bambina venivo al mare qui a Trieste, dalla zia, con mia sorella. La zia ci portava proprio in quello stabilimento. Per questo ci tenevo di portarvi qui. Dietro quelle cabine ho ricevuto tantissimi regali. Che regali? Mia sorella e io ci odiavamo da bambini. Diceva in giro che avevo la schiena più bella di tutte. Così i ragazzini mi chiedevano di poterla toccare. E io così, per sentirmi più importante, iniziai a chiedere in cambio piccoli oggetti. Quaderni colorati, matite, collane, tutto, tutto. Tranne i dolci al cioccolato, li detestavo. Mi ricordo che c'era un ragazzino gracile, col viso duro, che stava sempre in disparte. Non aveva il coraggio di rivolgermi la parola. Una volta gli chiesi se voleva toccarmi la schiena, ma lui disse che non aveva nulla di tanto prezioso. Non gli davo importanza. Mi avevano detto che ero il figlio della pazza. Ma allora è così che hai avuto Zoe? Ma perché una tartaruga? E come perché? L'ho vista a Quark. La tartaruga sopravvive agli uomini, può digiunare per mesi, può cadere in uno stato di ibernazione, si mette sottoterra per resistere alle siccità più terribili, poi può sopportare le mascelle di qualsiasi animale. Scusa, dove vuoi nascondere un segreto meglio che in una tartaruga? Mezz'ora fa! C'è un'altra corsa, vengo a tirarti giù io, stronzo! Perché devi imparare ad usarlo io? Ma perché è fondamentale se non vuoi avere a che fare con pannolini e altre schifezze. Strappi lungo questo lato, facendo attenzione a non bucarlo. E poi lo poggi bene sulla punta. Mio Dio, che schifo! Ora, lo tieni fermo con questa mano, mentre con l'altra lo srotoli giù. Così. Ma secondo te può entrare anche dell'aria? Ma questo è un problema loro. Ora il più è fatto, il resto va da sé. Se vuoi gustarti i preliminari, ti consiglio di farlo prima di infilarlo, mi spiego?
Che cazzo sta succedendo? Cosa fai, francese? Rientri in cabina! Avanti! C'è troppo vento! Francese, rispondi me! Buongiorno. Dottoressa deve prepararsi immediatamente, l'anestesista è già pronto. Cosa c'è? È un portuale che è caduto da una gru. Dov'è il primario? Non c'è, deve operare lei. Io avevo detto che oggi non... Mi dispiace, non possiamo fare diversamente. L'aspetto in sala fra 5 minuti. Com'è il cuore? Perfetto. La terza immagine che ho di te è più intima di una radiografia. Oscillavi sul monitor e mi parlavi così. Non si preoccupi se si sente così strano. Amore, lo so che odi questi convegni, però è importante che tu vada. È importante per te. Te e per l'ospedale. Lo sai che non voglio essere la tua protetta. Ne ho abbastanza delle risatine nei corridoi. Vorrei prendermi la responsabilità di me stessa e degli altri. In qualche modo faremo, vedrai. Se è al discorso dell'adozione che ti riferisci, ci sto pensando su. Oddio, non ti posso promettere niente. Penso soprattutto alla tua carriera, sai? No, non parlavo di quello. Anzi, ci ho ripensato. Volevo dirtelo stasera. Aspettiamo ancora qualche anno. Lei mi può dire chi mi ha regalato questa roba? No, non ne ho idea. Ma le sembra da portuale? Quanto vale questo? Quando è stato dimesso il paziente della 14? 3 giorni fa, dottoressa. Lei era ancora al convegno. Chi lo ha deciso? È una disposizione del primario, dottoressa. Il primario? Lui in persona. Con i legamenti ricostruiti e un'infiammazione articolare? Il professore ha considerato soddisfacente il monitoraggio delle ultime settimane? Soddisfacente. Amore? Ehi. Buon anniversario. Ma che cazzo hai fatto di dimettere il mio paziente? Amore. Nella pianificazione settimanale si stabilisce una priorità delle urgenze. Poi, insomma, nel tuo caso, era decisamente fra più ordinari che ti sia mai capitato, è vero? Mi sbaglio? Amore. È il nostro terzo anniversario.
Sei appena tornata, non possiamo litigare, no? Mi fai un sorriso? Mi fai un sorriso? Vieni qua. Sì, pronto? Pronto? Buongiorno, mi scusi se la disturbo sul lavoro. Questo numero mi è stato fornito dall'ospedale. Sono il medico che ha eseguito l'intervento sulla sua gamba. Io le chiedo infinitamente perdono per non averle potuto parlare prima, per una serie di disguidi, sa. Sì, il convegno. Beh, sono passati ormai diversi mesi e noto con piacere che è tornato al lavoro. Se devo stare seduto preferisco fare solo la gru. Per fortuna me lo fanno fare ancora. Ha avuto dei problemi? Intendo rigonfiamenti, dolori? No, tutto bene. Tranne le scommesse su chi arriva prima. Guardi, sono veramente desolata. Appena le sarà possibile, magari venga in ospedale, le farò una visita di controllo. Anzi, se vuole possiamo prendere subito un appuntamento. Mi scusi un attimo, mi chiamano su altra linea. Dai, basta, dai. Per favore. Pronto? Pronto? Adesso basta, andate via. La più asciutta immagine che La ho più di te. asciutta immagine che ho di te. Cola impalpabile tra il cielo e la terra. Cola impalpabile tra il cielo e la terra. Grazie. Forse è meglio togliere i pantaloni. No, lo tenga rilassato. Fa male? Sì, lo ha sforzato un po' troppo. Dovrebbe riposarsi. Sono seduto tutto il giorno sulla gru. Infatti è quello che dovrebbe evitare. Però mi sembra che per lei sia impossibile starsene tranquillo.
Comunque il ginocchio è il suo. Io posso solo consigliarle un antinfiammatorio. Poi veda lei. Comunque, grazie. Niente. C'ero che al telefono. Vieni qua, ti faccio vedere una cosa. Sei stato un funambolo. Non ti sembrerà, ma circa una cosa molto seria. Tanto che mi hai tenuto lontano per un bel po' di tempo. Mi ero messo in testa di guardare la gente dall'alto in basso. Una volta tanto. Sali. Io? Sì. Oddio. Beh, ma reggimi, eh? Sì. Tento i piedi. Però... Vai. È un po' sì. Però non è così difficile. Sei brava. E allora perché sei tornato? Perché sono così. Ogni volta che imparo un gioco poi mi annoio. Lo so. Ah, ed è ancora così? Sì, è ancora così. Però forse avevi solo nostalgia di Trieste, no? Avevo la nostalgia del tram delle 5:30. Gira. Ma come non ci riesco? Attenta. Malissimo i piedi. Sì. Sì, non ce la faccio Dai. più. Scendi, dai. 1, Mettimi 2, giù, mettimi 3. giù. E tu? Sei sposata? Hai figli? Vuoi sapere quanto sono borghese? Sì, sono sposata. Ma non ho figli, non posso averli. Mi dispiace. No, non ti preoccupare, non è più un problema. Ti piacciono le scogliere della passeggiata Rilke? Come? Le ho viste tra le tue foto. Anch'io amo quel posto. Com'era tua madre? Ostinata. E riuscì ad amare perfino uno come mio padre, fino alla fine. Ha deciso lei di farti fare il chirurgo? No, l'ho deciso io. Ma non per passione. Forse per paura della morte. Le persone che ho amato sono morte senza che potessi fare niente per loro. La tua mano sulla schiena. Sembra di sentirla da sempre. Ti posso chiedere un favore?
Come che ti riconoscerò? Zoe. Zoe! Zoe! Avanti, parla. Sono settimane che la testa da un'altra parte. Tu puoi fare le cazzate che vuoi. Non ti dimenticare da dove vieni, però. Dove pensi di andare senza di me? Se tu rompi con me, rompi con l'ospedale. L'ultima immagine che ho di te mi corre dietro. Mi urla nelle orecchie. È così che ricomincia il tempo della fuga. Una porta sguarnita, almeno 3-4 metri di porta libera senza portiere. Ora, Fuser. Buona il traversone. Alla Perrache. Dovremmo dare più continuità all'azione, non andiamo a pressare, che mettiamo in difficoltà. Mettiamo anche il ritmo. Stiamo una buona squadra. Pronto? Sono io. Dove sei? Cos'è tutto questo casino? Sono al bar del porto. Ma dovresti starci in un posto così. Perché non vuoi vedermi? Lo so che a te sembra assurdo, ma è che sta accadendo qualcosa di straordinario, lo capisci? Ci viene data un'altra possibilità. Capisco che è una follia. Un'illusione del cazzo. Siamo due sbandati del cazzo. Non stiamo più sul tram delle 5:30. Non lo so su che tram siamo, so soltanto che adesso ti vedo, mi basta questo. Beh, a me non basta per niente. Non ti accontenti più, eh? Che te ne fai di tutta quella rabbia? Io non sono come credi. E ti direi che dovevi essere pazza per stare con uno come me. Io ne ho abbastanza dei fantasmi. Ma io non sono un fantasma, sono qui, basta voltarsi. Lasciami stare. Non cercarmi più. Dove vuoi andare? Ovunque. Dove non ci sia da scappare. E da inseguire. Ti prego, non fai
fare così. Sento che non ci saranno altre occasioni, ti prego. Meglio così. Addio. Aspetta, ti prego, aspetta. Non andare, ti prego. Quando entriamo in possesso di palla, anche in attacco, abbiamo le punte sempre molto isolate, non è che siano molto supportate dai centrocampisti. Manucci, Giuseppe, Albertini. Prego. Manucci, attenzione. Dai. Vince il contrasto, Panucci, poi tenta l'azione isolata, finisce per disturbarlo Inzaghi. La palla è per Müller, poi un grande anticipo di Cannavaro. La palla è per Di Francesco, dentro il tiro. Che lavora, mangiare, lo su, no? Questo è bello per lui, appunto. Adesso no, poi la fa. Io l'agitavo che la palla la mula. Quindi Conte si tratta sempre che sanno causa la grande. Io faccio ovviamente che può ovviamente. Hai saputo cosa è successo ieri sera dietro il bar? Sì, è stata aggredita una donna. E sai qualcosa di più? La polizia sospetta di uno di noi. Credo di sapere chi è stato. E anche chi è la donna. Allora ricordi proprio tutto di me? Tutto. Fin dall'inizio? Fin dall'inizio. E la prossima partita allora? Sì. Alla prossima. Ci soffi il tempo
sulla mia bocca, riposa i tuoi occhi, posa